Siamo nel territorio del Conegliano Valdobbiadene dove si produce il Prosecco Superiore. Questi sono dei vigneti di Glera, che è la varietà che si utilizza per produrre questo vino strepitoso, oserei dire. Siamo immersi in un territorio fantastico in quanto abbiamo a sera l'aria fresca che scende dalla montagna e quindi rinfresca subito, e invece al mattino abbiamo l'aria calda che sale dalla laguna che quindi riscalda in modo repentino l'ambiente. Questo fa sì che ci sia questo gap di temperatura tra la notte e il giorno che fa grande la maturazione del Prosecco, perché si riesce a mantenere l'acido malico che è il catalizzatore di tutta quella intensità aromatica che il Prosecco dà. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che si estende in quello che mi piace chiamare il triangolo della bellezza. È un triangolo tra i comuni di Conegliano e Valdobbiadene, che sono i comuni principali della denominazione, e Vittorio Veneto, che giace nella conca proprio nell'estremo angolo nord-est della denominazione. Vedete anche dietro di me c'è il Monte Visentin che ci protegge dai venti del nord, dai venti di Borea. Queste montagne che proteggono la zona del Prosecco danno il senso di quella che è la nostra zona. Molto spesso quando si parla di Prosecco si pensa a estensioni sconfinate di pianura, invece il Prosecco vero è quello di collina, quello di queste nostre colline che viviamo da sempre, da generazioni. Non si può dimenticare che la vite è una liana e quindi lei si sviluppa in modo incontrollato e continuo. Quindi l'uomo ha il dovere di un po' domare questa sua vigoria e questa sua vivacità, e infatti stiamo facendo la potatura. Siamo nella fase finale, quindi è stato stralciato tutto il vecchio legno produttivo e si sono mantenuti dei capi a frutto. La glera ha le gemme fertili, quelle che producono il frutto, che sono le gemme apicali, quindi quelle più distanti dalla marza che abbiamo qua. Mentre invece le gemme basali, che sono quelle vicine, produrranno i nuovi capi a frutto per l'anno successivo. Queste sono bottiglie capovolte perché qui facciamo il metodo classico, cioè quel vino che sta a riposare per 7-8 anni. Noi gireremo queste bottiglie fino a portare tutti i lieviti a questo livello qua, perché il lievito di solito si trova sulla pancia. Quando ci sarà la fase finale verranno immerse dentro una macchina che congela il collo della bottiglia e stappandolo butta via la parte congelata, che praticamente sono tutti i lieviti, viene messa la liqueur e dopo è pronta per essere tappata e ingabbiettata e pronta per essere commercializzata. Qualcuno dice che quello che facciamo è arte, io credo che sia puro e semplice artigianato. Mettere le mani in quello che fai, quando ci metti le mani ci metti te stesso e quindi è la tua anima che viene fuori.